Questa giornata di comunicazione, l'evento annuale del POR, al di là del fatto che è una tappa obbligatoria del percorso delle autorità di gestione, vuole essere un momento di riflessione da parte nostra insieme con il Ministero del Lavoro, l'ANPAL, con l'Agenzia per il Lavoro, l'ASPAL e insomma con tutti gli attori del programma su quanto è stato già messo in campo fino ad oggi. Siamo quasi a metà programmazione, almeno come annualità, e la spesa delle risorse comincia a farsi importante, ma soprattutto la programmazione è abbastanza avanzata perché già 2/3 delle risorse sono state programmate. In particolare questa giornata ci soffermiamo sull'asse 1 che corrisponde all'obiettivo tematico 8 dell'accordo di partenariato, e cioè quell'obiettivo che punta a favorire l'occupazione e a salvaguardarne i livelli. Quindi ci rivolgiamo soprattutto ai disoccupati, soprattutto ai giovani, alle donne, alle persone che rischiano di perdere il lavoro. Tutta una serie di interventi che abbiamo messo in campo su queste tematiche, parlo ad esempio dei bandi Flex Security e CRIS, con l'attenzione particolare portata verso la ricollocazione dei lavoratori delle aziende in crisi, i bandi della Blue and Green Economy, che sono, come dice il nome, destinati a migliorare l'occupabilità soprattutto dei giovani, ma non solo, in questi campi, cercando di rispondere a delle esigenze che sono proprie del programma regionale di sviluppo, che sono in qualche modo il futuro dell'economia non soltanto sarda. Abbiamo poi Più Turismo Più Lavoro, che è un bando che ripetiamo e che anch'esso mira a favorire un importante settore dell'economia isolana, il turismo, cercando di aumentare la presenza turistica nella bassa stagione, quindi favorendo l'occupazione nelle aziende turistiche nei cosiddetti mesi spalla, cioè prima e dopo l'alta stagione. Ancora abbiamo i tirocini destinati alle persone che hanno più di 29 anni, perché per quelle al di sotto di 29 anni c'è il programma Garanzia Giovani e c'è un'importante azione di rafforzamento delle capacità operative delle persone dei centri per l'impiego attraverso una digitalizzazione che stiamo cercando di completare dei servizi e soprattutto cercando di rafforzare le competenze di chi lavora nei centri, dato che su questo passaggio all'agenzia regionale, all'ASPAL, è stata fatta un'importante scommessa per il miglioramento dei servizi nel loro complesso. Ciao, sono Francesco Pinna, ho 30 anni e sono tirocinante presso la Cineteca Sarda, società umanitaria a Cagliari. Sono arrivato in Cineteca grazie al percorso accademico e universitario, in quanto il mio raggio d'azione, il mio ambito di studi è collaterale a quello del cinema. Infatti io mi sono laureato a Bologna in una specialistica d'arti visive, che quindi racchiude un po' beni culturali come cinema e teatro, quindi l'essere giunto in Cineteca non si discosta dal mio percorso formativo universitario. Quindi sono tornato da Bologna a luglio e subito ho iniziato a cercare qualcosa a Cagliari che mi permettesse di rimanere in Sardegna per un periodo per fare le mie esperienze. Una volta che sono venuto qua la mia proposta di tirocinio è stata accolta. Il mio tirocinio è il tirocinio ASPAL tipologia B. È un bando che esce chiaramente a scadenze che possono essere 6 mesi, trimestrali o annuali, quindi chiaramente tu online vedi i bandi, cerchi un po' le modalità di partecipazione, capisci un po' qual è la tua modalità, qual è quella che fa per te, anche per quanto riguarda in questo bando ASPAL c'era la distinzione perché c'era la tipologia che era riferita ai giovani sotto i 29 anni, quindi appunto quello di cui si occupa Garanzia Giovani, il target di Garanzia Giovani, e poi la mia tipologia, la tipologia B, che era dedicata appunto ai ragazzi dai 30 anni in su.
che appunto avrebbero fatto un contratto in cui parte della somma sarebbe stata versata dal soggetto ospitante, in questo caso, nel mio caso, la Cineteca Sarda, l'altra parte sarebbe stata a carico dell'ente regionale, che in questo caso è l'ASPAL. E bisogna appunto registrarsi all'interno del portale. Mi sono registrato all'interno di Sardegna Lavoro, che è comunque il centro nevralgico attraverso cui appunto si snodano le ricerche dei bandi per quanto riguarda i tirocini in Sardegna. Mi sono registrato e una volta fatto questo si cercano i progetti aperti, ossia ci sono magari degli enti che hanno già sottoscritto anche loro un profilo, quindi una volontà di ricevere appunto tirocinanti da formare, e una volta fatto così basta cercarli nel database, cercare gli enti appunto che hanno aperto la candidatura, la ricerca di candidature, e quindi li si cerca così, oppure se non è così si va direttamente dall'ente, quindi tu in prima persona, ti rechi nell'ente a cui vuoi rivolgere la domanda e spieghi un po' il tutto, perché magari l'informazione non è molto diffusa. Quindi o si va a ricercare oppure sei tu che devi caricarti di questo e cercare di dare una comunicazione rispetto al progetto di tirocinio. Quindi questo. Qua in Cineteca questi 3 mesi sono stati propedeutici per quanto riguarda ogni singolo ufficio, la mansione che svolge ogni singolo ufficio, perché la Cineteca non è solo un luogo in cui appunto ogni utente può venire e prendere in prestito, visionare dei film, ma è anche un luogo di ricerca, un luogo dove c'è un'archiviazione massiccia da parte non solo di pellicole che poi escono nei circuiti normalmente canonici del cinema italiani, ma anche pellicole private che gli utenti portano perché vengano restaurate, e quindi noi facciamo anche proprio un processo di catalogazione, archiviazione e restaurazione che non ha grandi uguali in Sardegna, è proprio un vanto della Cineteca. Il cercare lavoro è una cosa che richiede tempo, addirittura, come dicono alcuni, è proprio un lavoro il cercare lavoro, quindi bisogna metterci energia, bisogna investirci soldi e bisogna comunque fare di tutto in modo che comunque si possa arrivare al risultato. Diciamo che secondo me un punto di partenza potrebbe essere anche l'essere proattivi, quindi non lasciarsi mai prendere dallo scoramento, che chiaramente può avvenire in tempi medio-lunghi quando tu cerchi chiaramente e dai tempo e energia a qualcosa e non vedi risultati. Come in ogni ambito, anche lavorativo, ti scoraggi. Però come un cineasta cerca appunto da un'inquadratura di dare ordine alle cose, di dare ordine a ciò che lui ritrae, penso che anche cercare di essere curiosi rispetto come lo si è rispetto a un'inquadratura, cercare di dare ordine, lo si possa fare anche in ogni ambito, compreso quello della ricerca di un lavoro e quindi della ricerca di una nuova esperienza di vita. Quindi vi auguro di essere curiosi come sono curiosi i cineasti, sono curiosi gli addetti ai lavori del cinema. Ciao, buon lavoro! In questo post-it voglio rispondere alla domanda: ha ancora senso scrivere il proprio curriculum vitae in un mondo 2.0? Prima di rispondere a questa domanda però voglio confessarti una cosa, ossia che il tuo curriculum vitae non ha nessun potere magico, cioè da solo non è assolutamente in grado di farti trovare il tuo lavoro. Il curriculum vitae è infatti uno strumento e può avere un valore solamente se accompagnato da un obiettivo definito. Vuoi sapere allora perché ha ancora senso scrivere il tuo curriculum vitae in un mondo 2.0? Perché la prima persona a cui davvero serve il tuo curriculum non è il datore di lavoro, ma sei tu. Sei proprio tu che lo scrivi. E sai perché? Per quale motivo? Perché è un riassunto e una sintesi efficace di ciò che davvero sai fare.
Infatti il curriculum vitae, a differenza di una scheda anagrafico professionale, ti permette di scrivere e valorizzare non solo ciò che hai fatto finora nel mondo del lavoro, ossia le tue esperienze, ma anche ciò che effettivamente sai fare, ossia le tue competenze, e ciò che intendi fare. Ricapitolando, il curriculum vitae ti dà la possibilità, proprio a te che lo scrivi prima di tutto che al datore di lavoro, di osservare e vedere quali sono le tue competenze e i tuoi punti di forza per poi valorizzarti nel mondo del lavoro.